L'autunno non sempre è sinonimo dell'arrivo della cattiva stagione. Cadono le foglie, ma nel sottobosco si annida sempre qualcosa di speciale. Un concetto che calza a pennello per sintetizzare la prestazione dell'Udinese di ieri contro la Fiorentina. I friulani in questo periodo viaggiano come il vecchio accelerato per Cervignano, il quale non sempre funziona a dovere. Poi il tocco del macchinista raddrizza in meglio la situazione e torna al sereno. L'Udinese vista ieri è la lontana parente di quella scesa in campo fino alla sosta del campionato. Una squadra volitiva, che lotta, efficace nell'applicare le ripartenze, brava a fermare sul nascere le iniziative avversarie. Il giocattolo non si è rotto, già un punto a favore per la truppa bianconera. Il riposo ha lubrificato l'ambiente in positivo, benzina utile a 360 gradi per far ripartire un motore che pareva in panne quasi da rottamare. Il calcio, si sa, non è una scienza esatta, a volte è capace di smentire sul campo i più affermati esperti, già pronti a offrire al condottiero l'onore delle armi in vista del congedo. Dolin, da bravo timoniere, ha saputo dare una sterzata alla nave bianconera, modificando mentalità e assetto tattico in vista del trittico infuocato. Buona la prima contro la quotata fiorentina. Ora le altre due prove del 9 contro la Juventus domenica a Torino e con il Napoli al San Paolo il 7 dicembre, che ci diranno effettivamente se quello a voi raccontato rispecchia la realtà dei fatti, oppure si tratta di un fuoco di paglia. A Eupalla, la dea del calcio, l'ardua sentenza.